Vutà in Lombardia. Domenica e lunedì prossimi siamo chiamati alle urne, noi lombardi e anche i laziali. Lombardia e Lazio rinnovano il presidente della regione e il consiglio regionale. Io faccio poche considerazioni, non voglio dilungarmi. Mi sono guardato un po' i dati delle politiche, sto parlando a livello nazionale. Un dato che purtroppo si era verificato, l'avevamo anche detto, è stata un'affluenza alle urne sempre più bassa, o quantomeno non molto alta rispetto ad anni precedenti. Lo scorso settembre andarono a votare su 46 milioni e rotti di italiani e italiane, 29 milioni 355 mila, pari a quasi al 64%. Ora, certo, rispetto a paesi dove magari vota anche meno, anche una percentuale minore, uno potrebbe essere contento. Invece mi sono mica contento, perché bisogna andare a votare. Dopo voi magari si trova mica contenti di quelli che si presenta, e può anche mettere la scheda bianca o la nulla, però guardare i programmi, scegliere i candidati, esprimere il proprio voto. Sempre guardando le statistiche, appunto le nulle furono 817.000, le bianche quasi 500.000, con le contestate. In parole povere, gli elettori che non votarono alcun partito, quindi tra quelli che non sono andati a votare e quelli che hanno scelto di non esprimere il voto, furono quasi 18 milioni e 39%. Ecco, la cosa che sottolineo è questa qui, secondo me, parere mio personale. C'è differenza fra non andare a votare, che pure è una scelta rispettabile, perché siamo in democrazia, teniamoci alla cara, la democrazia, e invece andare a votare e non esprimere alcuna preferenza. C'è differenza, secondo me, perché appunto almeno chi entra nella cabina elettorale dà un segnale che desidera partecipare. Ripeto, non mi permetto di criticare chi non ci va, è una scelta che posso rispettare. Purtroppo secondo me i partiti non si sono molto preoccupati di questo. Sì, è stato detto calo degli elettori eccetera, ma poi dopo tutti hanno vinto, o quelli che hanno vinto, quelli che hanno perso. Se uno poi va a vedere le percentuali, non so, chi ha avuto il 26%, 25-26% sui voti validi, in realtà è il 15% degli elettori. Lo so benissimo che la percentuale va fatta sui voti validi, e il Parlamento eletto è stato eletto legittimamente, ci mancherebbe altro, perché si contano su quelli. Però, ripeto, non ho trovato una grande come si può dire, preoccupazione così, sarà una mia impressione, ma mi pare così. Vorrei fare anche una businada di Vutà in Lombardia, appunto, perché il 12-13 febbraio si vota per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale lombardo, e manca chi, forse nel periodo un po' in sci, ora mi viene una businada brevis di Vutà in Lombardia. Per desit me Vutà in Lombardia, avurevi fai cunt ironia, anche perché avrei parlato sul seri di Busec scatta un gran gibileri, però anche a quinta sui ropperrit me ven subito de sgagnarsi dit, perché fa scappare la poesia a me almeno in chi in Lombardia. Businada, 4 versi a rime baciate, per dire un po', appunto, cerchiamo di fare quello che riteniamo corretto, opportuno, e partecipiamo alla vita del nostro paese. Ciao a tutti!